Certo che condivido la posizione del governo, credo che tuttavia sarebbe bene, proprio in ambito internazionale, invocare proprio gli accordi di Dublino, non tanto accordi politici di nuova costruzione, perché secondo me è proprio l'accordo di Dublino che impone allo Stato di primo accesso di gestire i migranti. La selezione dei migranti non è fatta in base ai loro bisogni, ma è fatta in base agli interessi degli scafisti che li portano. I poveri tra i poveri, i vecchi, i malati, i moribondi, rimangono lì. Quelli che vengono trasportati in Italia sono quelli che possono permettersi di pagare dai 2 ai 5 mila euro a queste organizzazioni che li trasportano. Quindi noi non li prendiamo perché siamo buoni, li prendiamo perché siamo rassegnati, perché se fossimo buoni prenderemmo i più poveri tra i poveri e i malati tra i malati. Per quanto riguarda la gestione di questi migranti, il Trattato di Dublino è chiarissimo. La gestione dei migranti deve essere fatta dallo Stato di primo accesso e se una nave straniera in acque internazionali accoglie dei migranti, lo Stato di primo accesso è lo Stato di bandiera di quella nave, perché secondo il diritto internazionale la nave è uno Stato che cammina, o meglio uno Stato che galleggia, quindi una nave tedesca in acque internazionali è come Amburgo e quindi la vera soluzione secondo me sta nell'accordarci con gli amici dell'Unione Europea che proprio secondo il Trattato di Dublino chi viene soccorso in acque internazionali da una nave approda nello Stato di bandiera di quella nave e quindi deve essere gestito da quello Stato.